Il Covid può avere complicazioni serie anche nei bambini piccoli che hanno avuto l'infezione e poi sono guariti. Il caso è stato studiato dall'equipe medica del professore Giovanni Di Salvo del Dipartimento della Salute della Mamma e del Bambino. Lo studio si è basato dopo aver curato un piccolo che non presentava patologie preesistenti. Il bambino di 4 anni, precedentemente sano, è stato ricoverato per febbre, congiuntivite e rash cutaneo e risultava negativo, mentre gli anticorpi IgG anti-Covid erano positivi. Circa un mese prima, infatti, un suo familiare aveva contratto il coronavirus, mentre il bimbo era sempre stato asintomatico, ma evidentemente aveva contratto anche lui il Covid. Durante il ricovero le condizioni si sono aggravate. Dopo una valutazione cardiologica è stato trasferito all'unità cardiologica pediatrica dell'ospedale di Padova. È qui che viene fatta la diagnosi di dilatazione neurismatica della coronaria sinistra con occlusione trombotica determinante un infarto acuto del miocardio. È stata trattata con un farmaco che si chiama trombolitico, che è un farmaco che serve a sciogliere i coaguli nel sangue. Si tratta di un tipo di farmaco che viene utilizzato raramente, molto raramente, in età pediatrica e viene utilizzato in quelle poche volte nelle complicanze più aggressive della malattia di Kawasaki. Questo quadro clinico che noi abbiamo visto correlato al Covid, in questo caso particolare, ricordava molto una forma molto aggressiva di Kawasaki. Ora il piccolo, grazie alle cure del professor Di Salvo, è a casa, ma necessita di controlli specialistici e di farmaci antinfiammatori. Il suo caso rappresenta ad oggi un unicum al mondo nella letteratura della cardiologia pediatrica. È una complicanza estremamente rara che colpisce persone, bambini in questo caso, che hanno una suscettibilità particolare.